Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale Vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelli del salto quantico, ma prima di fare questo il Vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegard, al canale YouTube del Vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lunedì sera Ildegard e Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono sotto qui in descrizione e se volete lasciare un super like e anche un bellissimo commento, il vostro Marietto è sempre felice di leggerli. Bene, parliamo di questi del salto quantico, vogliamoci tutto bene, arriva alla quinta dimensione, insomma queste persone qui che fino all'altro giorno movimentavano gruppi immensi di mandiamoci luce colorata, arcangeli colorati, astronavi, atterraggi sulla Luna, possessione, insomma tutto questo qui vogliamoci tutti bene e il resto non c'entra. Cari miei, stanno arrivando tempi impegnativi, tempi bui, abbiamo appena passato il primo solletichino di birichini e quindi ci troviamo in un altro futuro salto quantico in settembre-ottobre. Quindi settembre-ottobre ci aspetta già, la NATO ha già spiegato che arriverà il Covid 2.0 e quindi ci aspetta un altro salto quantico. Vi ho già spiegato in altre pillole che per il momento il mondo a venire è sempre stato qui negli ultimissimi anni e i cabalisti, con i suoi 125 gradini spirituali che ho già spiegato, che per molti altri si chiama esoterismo. L'esoterismo non è altro che una parola, un contenitore che contengono queste strade che portano alla Keter, e la Keter è il creatore. E quindi molto probabilmente anche quelli del salto quantico o del vogliamoci tutti bene o l'amore vince sempre, no? Che sono delle belle parole, dei bei contenitori di sentimenti, ma che poi al lato pratico bisogna fare qualcosa, e l'amore, se esiste, nel senso se qualcuno ce l'ha, è un dono di Dio. Quindi a quelli che predicano il salto quantico o che sta arrivando alla quinta dimensione, la quinta dimensione e la sesta ce la faranno vedere quelli dell'est se noi non ci troviamo preparati per il settembre-ottobre. Quindi finito questo primo salto quantico leggero, questo piccolo gradino che creerà una depressione a livello mondiale importante, no? Noi, e ci cambierà anche il nostro stile di vita, noi stiamo aspettando il prossimo salto quantico che in settembre-ottobre farà la sua bella comparsa, quindi prepariamoci un bel caldo benvenuto a questo prossimo salto quantico, perché adesso potremo chiamarla anche quinta dimensione, perché molti purtroppo si sono buttati giù dal ponte proprio per questa situazione del salto quantico. E visto che in Siria, in Libia il salto quantico e in Palestina lo stanno già vedendo da qualche anno, no? Questo salto quantico qui noi lo aspettiamo, però studiando e ascoltando anche le pillole di Ildegard Marietto Veneziano e venendo anche nei gruppi di Telegram i magici arcieri Bertoldini, così che questo salto quantico o quinta dimensione che ci offriranno gratis, no? Noi cercheremo di evitarla e cercheremo di essere pronti a questa cosa che sta per arrivare in modo pesante. Cari amici, non facciamoci fuorviare da questi suonatori di pifferi, no? È vero che l'amore esiste, è sempre esistito, è un dono di Dio, è Dio che sceglie chi ce l'ha, ma purtroppo noi siamo praticamente salti quantificati dalla Luna, quindi attenzione a questi, come si suol dire, predicatori che poi portano nel basso astrale, perché ricordatevi sempre, come diceva il vecchio Dante, la strada che porta all'inferno è sempre lastricata d'oro. Bene, cari amici del salto quantico, il vostro Marietto Veneziano è finito qui. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.